Seconda corsa dall'Arcoveggio, si passa dai 3 ai 4 anni, sempre sul miglio, sono in 10 al via. 1 Cesni Adaghi, 2 Claire Griff, 3 Cedro Bro, 4 Caracas Spav, 5 Cantera, 6 Cesare Augusto DVS. Seconda linea 7 Coffee Mail, 8 Cable Wise AS, 9 Carabiniere Pelle, 10 Capitan Lac. Favori per Cable Wise AS in chiusura di gioco. Cesare Augusto l'alternativa principale, macchina che accelera, rimane subito lontano Captain Laxmi. Numero 9 Carabiniere Pelle, a condurre squalificato. Caracas Spav che sopravanza Cesni Adaghi, all'esterno c'è Cantera che numero però deve 2 Claire Griff, sistemarsi in terza posizione. La squalifica per Claire Griff, in vantaggio quindi Caracas Spav. Partita numero 8 Cable Wise AS, squalificato. Centro dello schieramento, la squalifica intanto per Cable Wise AS. E così in vantaggio Caracas Spav completa i 400 iniziali in 30:1. Seconda posizione in corda per Cesni Adaghi. Claire Griff continua a galoppare all'interno del pistino, intanto in terza posizione Cantera, precede il resto dei concorrenti tutti in fila indiana alle spalle di Caracas Spav che completa in 45 scarsi i primi 600 di gara. Davanti alle tribune esce all'esterno Cesare Augusto DVS che progredisce gradualmente ma l'anticipa Cesni Adaghi che lo manda in terza ruota, guadagna una posizione Cantera, più indietro c'è anche Cedro Bro. E così 800 completati, con un quarto in 31,4 si arriva al chilometro in 1:16,3. Trazione in 14,8, è tornato ad accelerare Gennaro Pacileo con Caracas Spav in scia. Si è messo ora Cesni Adaghi davanti a Cesare Augusto che insiste invece all'esterno. L'errore di Cesni Adaghi, 400 alla conclusione. Prova nuovamente Cesare Augusto DVS a portarsi su Caracas Spav che si difende al completamento della piegata, insiste però Cesare Augusto e avvicina l'avversaria, intanto completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, mentre all'interno si lancia anche Cantera. Finale con Cesare Augusto che passa e vince, mentre sul palo Cantera riesce a prevalere di misura su Caracas Spav. 1:15,6 il ragguaglio conclusivo con 30,5 a chiudere. Cesare Augusto DVS se la guadagna ancora con un percorso scoperto all'esterno, ultimo giro di fuori, per aver ragione di Caracas Spav che nei pressi del palo deve cedere anche il posto d'onore a Cantera. 6-5-4, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, il successo che premia quindi Cesare Augusto DVS, Carmine Piscuoglio in sediolo per il training di Battista Congiu e la scuderia Taormina Forever, scusate, la scuderia Don Peppe.